Che la questione della continuità territoriale fosse un'ottima materia per campagne elettorali e momenti di difficoltà dei governi che si sono susseguiti da decenni al timone di quella squinternata nave dal nome Sicilia è oramai chiaro a tutti. Poco incide dunque che improvvisamente, in concomitanza delle festività, il presidente Schifani si svegli una mattina e decida di rilasciare alla stampa dichiarazioni in cui parla di scenari scandalosi o di avere vinto la battaglia del caro voli. Sappiamo che non è così e lo sanno i cittadini e la stampa nazionale che già da ieri ha rilanciato la sfrontata speculazione delle compagnie aeree che nel mese di dicembre hanno indiscriminatamente e senza controlli alzato i prezzi dei biglietti fino all'inverosimile. E adesso ci attendiamo l'ennesima nota di Palazzo d'Orléans nella quale si affermi che deve scendere in campo l'antitrust e che si interverrà. Quando e come non è ancora dato sapere, nella considerazione che un volo da Milano alla Sicilia si attesta intorno ai 355 euro, scende di prezzo fino a 294 se si passa da Tirana, allungando i tempi di viaggio da 1 ora e 40 a 5 ore e 50 e magari poi per chi deve giungere da Agrigento aumentare di altre 3 ore se va bene. Ci si chiede dunque che fine abbia fatto il tetto massimo che il governo nazionale avrebbe dovuto dare alle tariffe aeree e ci si stupisce che sia proprio un ministro siciliano, Adolfo Urso, a lasciare che tutto vada così com'è. E per tutto questo, cari siciliani fuori sede, oltre agli affitti, l'incapacità di chi ha governato e governa questa terra di offrire opportunità di lavoro, anche quest'anno il salasso è servito.